Buongiorno a tutti ragazzi, il mistero sempre degli alieni che secondo varie informazioni ragazzi sono sempre stati quasi sul nostro pianeta, quindi non è un fatto di adesso, è un fatto di tanti anni fa. In effetti un nella Francia nel 1790. Ciao Avvocatella. In effetti questo avvenimento fu ad Alecon in Francia. Ciao Stellar. Nel 1790 ragazzi, quindi in questa cittadina di Alecon un giorno arrivò una sfera rotonda. Giustamente all'epoca si pensava che erano tipo quelle mongolfiere che, se vi ricordate, ci fu la scoperta delle mongolfiere, quindi se vi ricordate i fratelli Montgolfier avevano fatto scalpore con i primi volo, diciamo, in mongolfiera. Quindi si pensava che era un pallone che volava molto più velocemente del solito. In effetti questo, diciamo, questa sfera rotonda cadde, diciamo, dietro la montagna e, diciamo, prese fuoco tutto, in effetti. Quindi i contadini incominciarono a spegnere questo incendio. Una volta che spesero il fuoco, videro una palla molto grande, ma veramente grandissima, quanto una casa. In effetti, poi all'improvviso anche i due sindaci del paese, perché all'epoca ci stavano due sindaci, un medico e tre rispettabili locali, andarono lì a guardare e improvvisamente si aprì una porta e uscì una persona con una tuta aderente, disse delle parole e incominciò a correre nel bosco. Quindi pure i contadini, vista la situazione, cominciarono a correre pure loro. Quindi si allontanarono da questa cosa. In effetti, dopo pochi minuti quella sfera esplose e si fece in tutti i detriti, in effetti, come polvere diventò. In effetti cercarono quell'uomo da tutte le parti, ragazzi, ma non riuscirono a trovarlo, questo, diciamo, presunto uomo venuto dalle stelle, ma ci furono giorni e giorni di ricerche con i cani, con tutto, ma di questa persona non, diciamo, non si è trovata più traccia. In effetti ci stava un rapporto che era stato confidenziale che poi è stato sequestrato, quindi in effetti l'ufologo Fenoglio ne parlò in questo suo rapporto nel 1967. Quindi questo documento è stato fino al 1967 negli archivi, diciamo, del comune di Alecon, poi improvvisamente è stato sottratto dai servizi segreti, quindi diciamo questo fatto che è avvenuto, diciamo ragazzi, ma qua si parla del 1790. In effetti questo qua nel 1967 è stato sequestrato e portato chissà dove, quindi in effetti questo ufologo riportò questa notizia, diciamo, alla ribalta e purtroppo è stato consegnato alle autorità. Io ultimamente ho letto, ma ultimamente stava a 4, non lo so se è aumentato ancora, dopo se mai faccio un aggiornamento. Per quando ne sapevo io stava a 4, ma non lo so. Quindi diciamo ragazzi che questo, diciamo, rapporto che è stato fatto in Francia, adesso questa archiviazione, diciamo, speciale nel 1790 avevano fatto questo rapporto, stava nei fascicoli che poi avevano, diciamo, compilato, quindi si era protratto negli anni, nei secoli. Poi nel 1967 un ufologo aveva portato questo, diciamo, mistero alla ribalta e improvvisamente questo, diciamo, documento è stato, diciamo, preso dalle autorità locali e mandato a gente, diciamo, esperti tipo la NASA, quelli che si occupano di queste notizie, diciamo, particolari. Quindi dice che andarono due persone, diciamo, dell'FBI a prendere questo fascicolo.
poi da allora non si è saputo più nulla. E figurati se... Ma che canale tratti tu? Diciamo che con gli iscritti... No, c'è scritto quello che ti ho raccontato io, in effetti, che questa palla improvvisamente è, diciamo, è caduta, è uscito questo essere, diciamo, da questa sfera, che è scappato nel bosco e poi questa palla si è disintegrata. Quindi questo, stava la firma dei due, diciamo, sindaci, di persone autorevoli, quindi che confermavano questo accaduto. Quindi in effetti era un fascicolo, come ti faccio presente, come se l'avesse firmato, che ne so, tipo Trump avesse visto questa notizia e avrebbe detto sì, è vera, l'ha firmata. Quindi in effetti le persone autorevoli dell'epoca hanno firmato questo foglio con dicendo che quello che aveva detto, diciamo, la polizia di allora era tutto veritiero, perché loro erano presenti quando è avvenuto, quindi in effetti loro confermavano tutto ciò. Quindi automaticamente questa notizia poi è stata archiviata. Poi nel 1967 un ufologo l'ha portata alla ribalta, l'ha andata a prendere questa notizia e improvvisamente vengono due persone e si portano via tutta la documentazione. Quindi diciamo è sempre solito complottismo, non ci sta nulla da fare, non ci puoi fare niente, purtroppo comanderanno sempre loro. Ciao Sofia. Quindi al finale che succede succede, questi verranno sempre da tutte le parti del mondo. Pensa, questi dagli Stati Uniti. Teggiano, sì, ci sono stato un sacco di volte, Manu, sì, sì. Quindi in effetti hanno questa mania di sequestrare tutto. Quindi quando si tratta di notizie che non sono comode a nessuno, purtroppo cercano di togliere tutte le prove possibili. Quindi, ma pure adesso quella del sole, avete visto quella del sole? Io ho fatto un video dove stava il fatto della quella macchia grande che era un UFO. Dopo 2 minuti la NASA già aveva tolto la foto diciamo, dal database. Meno male che qualcuno, diciamo, Teggiano è sempre Salerno in effetti. È una provincia qua di Salerno in effetti, però è molto lontano da me. Non è che sta vicino proprio. Sì, è un comune italiano di 7.000 persone più o meno. E comunque più o meno Valle della Lucania più o meno. Diciamo un po' lontanuccio da me. Diciamo che con l'auto ci vuole un'ora di macchina per arrivare da Salerno a Teggiano. Più o meno, diciamo. In effetti sì, sono 97 km, avvocate, da qui a Teggiano. Quasi 100 km. Ciao Stefania. Sì, sì, ho capito, ma il problema è perché... Sì, sì, abbastanza, perché fanno scomparire queste notizie? Questa è una notizia del 1790, non è una notizia di oggi. Eppure, come è uscita fuori questa notizia, fuori che un ufologo l'ha fatto sapere un po' in giro che stava facendo le sue ricerche, guarda caso, arrivano là, si prendono tutto diciamo, tutta la notizia e se ne vanno via. Ah, Sala Consilina, è qua vicino, sì. Ma non lo so, ti dico una bugia. Di solito non ci vado a Teggiano, la verità. Da ragazzo ci andavo per giocare a calcio, la verità. Giocavamo diciamo, con la squadra qui del paese, diciamo con la Frattese, di Fratte siamo, diciamo io abito sopra Fratte, quindi andavamo a giocare a calcio
Sì, sì, Nikola Tesla, sì, sì, l'inventore, sì. In effetti quello che dice che le energie siamo... Sì, sì, esiste una battaglia nei cieli a Norimberga, sì. Sì, sì, questo l'ho letto. Sì, sì, ma io da ragazzo venivo a giocare lì a Teggiano. In effetti noi stavamo con la Frattesi, una squadra di qua locale, e venivamo dalle vostre parti a fare le partite di calcio, in effetti. Quindi andavamo quasi, diciamo, in provincia, dappertutto, a fare partite di pallone. Il campionato era, che cos'era? Interregionale. Poi abbiamo tolto da mezzo. Quindi diciamo ragazzi, purtroppo rimane sempre un mistero in effetti. No, stavamo parlando di un UFO che diciamo volava nel 1790 ad Alecon in Francia e cadde e giustamente prese fuoco e la gente, i contadini anzi dell'epoca, riuscirono a spegnere questo incendio. Quando fu spento l'incendio, questo enorme disco si aprì e uscì una persona, diciamo, con una tuta tutta aderente, che incominciò a parlare in modo strano e a scappare nel bosco. Quindi loro inseguirono tutti questo essere, diciamo, che non si capiva che cos'era. Fortuna loro che andarono appresso a questo, perché dopo pochi minuti esplose questo UFO e diciamo, si fece in tutti i frammenti, diciamo. Sì, lo so, l'ho letto, l'invenzione di Nikola Tesla, sì, sì, l'energia pulita, tutte queste cose qua, sì, sì, le ho lette tutte quante. E quindi in effetti poi, a finale, ragazzi, non lo trovarono. Dopo, diciamo, nel 1967, un ufologo ha cacciato questa notizia fuori. Arrivarono due persone dell'FBI e sequestrarono questo, diciamo, documento e se lo portarono via. Quindi, come esce fuori qualche verità che fa male, sequestrano e portano via. Quindi, per servizi segreti arrivano e si prendono quello che di diritto è loro, in effetti. Quindi riescono a mettere le mani, come dico io, dappertutto. Quindi non ci puoi fare quasi nulla a questi qua. Questi sono come i famosi Men in Black, gli uomini vestiti di nero, che diciamo guardiamo tutti quanti i film, ma in effetti questi esistono davvero, in effetti fanno parte, diciamo, dei poteri forti e hanno il compito di prendere tutto ciò che viene chiesto a loro, in effetti, mo o con metodi buoni o con metodi mali, ma lo devono fare. Mm. Quindi in effetti è così ragazzi, non si può combattere contro queste persone perché diciamo sono il potere assoluto, nel vero senso che stanno diciamo dietro persone, ciao Stefania, che hanno il potere sia economico che politico, quindi in effetti tutte e due. Quindi è una battaglia persa, quindi purtroppo che c'è internet, le notizie più o meno riescono a trapelare, perciò ultimamente volevano, se vi ricordate, censurare internet proprio perché queste notizie non devono andare fuori. Se vi ricordate, con l'articolo 21 volevano bloccare YouTube, volevano censurare tutte queste persone che danno notizie perché giustamente devono dire quello che vogliono loro. Sì, io so, ho letto pure che è una, diciamo, una piramide. In effetti, quando sarà sbloccata, allora ci sarà, diciamo, l'inizio degli alieni, come ho letto in certe parti. Quindi non so se sia vero o no. In effetti dicono che le piramidi hanno una combinazione che si deve sbloccare e far sì che poi arrivano questi famosi alieni, diciamo.
anche se già stanno in mezzo a noi purtroppo, come credo io, quindi non credo che ci sta da sbloccare. Sì, ma pure la Bibbia ne parla, anche, guardate, anche nel dipinto quello di Gesù che sta in croce, se fate caso nel quadro, vedete che ci stanno degli UFO sopra il quadro. In effetti la crocifissione di Gesù nel quadro, fateci caso, in alto a sinistra ci stanno tipo come questo UFO che ci sta qua sulla mia destra in alto, si vede chiaro e tondo proprio nella crocifissione, quindi in effetti ci sta dalla notte dei tempi questi avvistamenti, quindi non è una cosa di adesso o del 1790, del 1650 a Norimberga. Secondo me c'è sempre stato, quindi ci sarà sempre, quindi credo che comunque a finale, ragazzi, un Dio ci sarà, anche perché qualcuno, in effetti ultimamente, Mauro Biglino aveva detto la Bibbia non è un libro sacro ma è un libro di guerra. A parte che su certe cose ha ragione, ma su certe no. In effetti le crociate hanno fatto milioni di vittime, in effetti la caccia alle streghe ha portato altri milioni di vittime, in effetti la Chiesa ha tanti peccati, ragazzi. Questo è sempre, io l'ho detto sempre e quando capita io lo ripeto sempre, quindi non è una cosa, purtroppo è così, ragazzi. La Chiesa ha nascosto tante cose, quindi è inutile parlare perché sarebbe proprio un capitolo che incominciamo, mo facciamo la diretta 24 ore, secondo me. Sì, sì, non si mette dubbio che ci sono battaglie e guerre in effetti sulla Bibbia, non si mette dubbio, però ragazzi, io quello che dico io, un creatore ci deve stare, ragazzi, quindi nulla nasce dal nulla, quindi non come dice la famosa Margherita Hack, Stephen Hawking, che siamo molecole, che l'evoluzione, Big Bang, queste sono frottole, ragazzi, non scherziamo. Sinceramente non nasce nulla, se non ci sta niente, allora se in un vaso non ci metti il seme, non nascerà mai nulla, anche fra 100 anni, anche fra 200 anni. Ciao avvocate, quindi diciamo che in effetti è così. Quindi non è che è una cosa, è così ragazzi e basta, non è che ci sta bisogno di uno scienziato. Quindi inutile dire l'evoluzione, poi dalla scimmia è arrivato l'uomo, no ragazzi dai. E allora le scimmie che stanno in Africa che fa? Diventano uomini tutti i giorni, dai. Quindi queste sono cose inventate dalla scienza per dare una ragione. Quindi in effetti sarebbe davvero ridicolo. Quindi io prettamente credo che indipendente che ci siano diciamo gli alieni o no, un Dio esiste, quindi se ha creato l'uomo avrà creato pure gli alieni, quindi se è creatore ha creato pure loro, quindi in effetti non è solo perché ci sono gli alieni allora Dio non c'è, come dice Biglino, quindi in effetti un creatore, anche se Biglino lo dice sempre, ragazzi, lui dice, io non dico che Dio non esiste, io dico solo che nella Bibbia si parla della guerra. Questo lui lo ripete al finale, non è che dice, io dico, questo libro qua, se letto in modo letterale, cioè letto normalmente, è un libro di guerra. Se poi lo vogliamo leggere sotto l'aspetto cattolico, cristiano, ebreo e tutto, allora, e lo vogliamo leggere in modo allegorico, allora diciamo che è un libro che parla di Dio, anche perché diciamo che il nome di Dio era Yahweh e questo Yahweh, guarda caso, stava sulla terra in effetti. Era uno dei tanti Elohim, come dice lui, che stava qui sulla terra, quindi Yahweh era uno dei tanti Elohim. Poi bisogna vedere ragazzi, perché io ripeto, io non credo che quella che abbiamo
sia la Bibbia originale, anche perché io credo fermamente che tutta la Bibbia che abbiamo, ragazzi, non è quella lì originale. Io quello credo, guardate, io credo che quella che abbiamo oggi noi come Bibbia non sia l'autentica. Cioè, in che senso? In senso che è stata cambiata coi secoli, coi secoli, coi secoli. Quindi non credo che sia quella là proprio autentica. Cioè, io non metto in dubbio l'esistenza di Dio, di Gesù. Io dico semplicemente che quella Bibbia che abbiamo noi è stata trascritta, trascritta, trascritta e cambiata sempre a nostro favore, cioè a favore di chi la trascriveva. Ma non si mette in dubbio, Gabriele, però il problema è che secondo me quella Bibbia che noi abbiamo non è quella là originale originale dell'epoca proprio quando è stata fatta. Cioè penso che con le traduzioni, le trascrizioni sia andato molto molto perso, quindi non si sa se queste notizie che stanno sulla Bibbia siano quelle reali. Anche perché ogni volta che qualcuno arrivava a un papa cercava sempre di tirare l'acqua dal suo mulino. E quindi voi sapete, hanno fatto le crociate, hanno fatto milioni di morti, hanno fatto la caccia alle streghe e si hanno... Sì, è stata modificata nel tempo da tante e tante, quindi è stata modificata tante volte. Quindi come facciamo a capire se quella lì è quella lì vera oppure no? Quale cosa è stata cambiata e quale no? Quindi è un casino in effetti, ragazzi, ci vorrebbe proprio il testo originale, ma chi te lo dà? Io sono convinto che il testo originale la Chiesa lo tiene nascosto. Io sono convintissimo che esiste, ma sta nascosto, ragazzi. Forse perché ci sono cose che non si possono dire. In effetti, se vi ricordate, ragazzi, è stato trovato il famoso Vangelo apocrifo che diceva in due parole, condannava la Chiesa. In effetti, se tutti quanti pensano che hanno visto Stigmate, dove viene trovato, diciamo, nel deserto, in una città, diciamo, dell'epoca, diciamo, un rotolo nel Mar Morto dove stava scritto il regno di Dio è tutto intorno a te e non in templi di pietra o di legno. Solleva una pietra e mi troverai, spezza un pezzo di legno e io ci sarò. Quindi questa cosa che aveva detto l'Apostolo Giovanni dell'epoca condannava, ciao Letizia, la Chiesa in effetti. Quindi dichiara che Dio è ovunque, non in templi di pietra o di legno. Quindi in templi, ragazzi, significa la Chiesa, templi di pietra o di legno. Dice solleva una pietra e io ci sarò. Spezza un pezzo di legno e mi troverai. Significa che Dio è ovunque, non ci sta bisogno di andare in chiesa per cercare Dio, perché Dio semmai sta qui. Oggi è Michele, Michela, Raffaele pure. Auguri a tutti quanti che portano questi nomi, ragazzi. Quindi in effetti in questo papiro che è stato dichiarato eretico, quindi falso, sta scritto che non ci sta bisogno di un'istituzione fra me e Dio. E giustamente la Chiesa non poteva dire no, è originale, si sarebbe condannata da solo. In effetti, se riflettete, ragazzi, Gesù disse ai discepoli: andate per il mondo a portare la mia parola. Non disse, ragazzi, aprite le chiese, aprite qualche tempio, aprite qualche casa e portate le persone qui e fate la messa. No, ragazzi. Gesù disse andate per il mondo a portare la mia parola, quindi come pellegrini dovevano andare. Invece ora tutti quanti in chiesa, tutti il prete c'ha la macchina bella, c'ha la casa nuova, qualcuno c'ha pure l'amante, qualcuno... È così, in effetti, Gabriele, se tu rifletti è significa. Ma allora la Chiesa in effetti
questo Vangelo apocrifo che è stato ritenuto non vero in effetti, quello dice non c'è bisogno di un'istituzione tra me e Dio. Poi vi ricordate le parole che ha detto Papa Francesco ultimamente, ragazzi? Che disse che è pericoloso avere un contatto diretto con Gesù, con Dio. Questa notizia è stata bombardata molto da internet, quindi Papa Francesco disse che era pericoloso avere un contatto diretto con Dio, con Gesù. Ma non so perché abbia detto queste parole, ma lo ha detto comunque, quindi vedete, sono tante le cose che la Chiesa nasconde, che fa. Diciamo che è tutto malato qui, in effetti il Jasmine è un problema a livello globale, quindi in effetti la Chiesa, ragazzi, allora se pensate che il Vaticano è diciamo, la banca più forte del mondo, la banca vaticana è quella che possiede il 60% dell'oro mondiale. Quando hanno fatto le famose crociate, ragazzi, hanno sequestrato tutto, terreni e case. Quindi loro uccidevano in nome di Dio e sequestravano oro, case, terreni a tutti quelli che ammazzavano. Quindi la Chiesa si è trovata con un capitale che è davvero esagerato, ragazzi. Allora pensate che il 50% di tutte le case, chiese, istituti, edifici del mondo, metà è di proprietà del Vaticano. Quindi vi voglio solo raccontare questa piccola cosa. Quindi vedete la potenza mondiale del Vaticano, ragazzi. Capite? Metà mondo di cose è suo, metà del loro 60% del loro mondiale è suo. Per non parlare di tutte le chiese che hanno di proprietà, conventi, monasteri. Quindi ragazzi, che vogliamo dire più? In effetti se loro accettavano che il Vangelo, questo qua, era vero, si condannavano da soli. In effetti anche il fatto del battesimo è sbagliato, ragazzi. Il battesimo ai neonati è sbagliatissimo, anche perché per essere battezzati devi credere in Dio. Ditemi un bambino di 6 mesi cosa crede. Come fa a capire un bambino di 6 mesi che lui vuole essere cattolico? Cioè lui crede in Dio? Il prete dice no, quella è la mamma è cattolica. Questa qua è una baggianata per parte mia. Che c'entra? Io posso essere cattolico e se mio figlio da grande vuole essere musulmano, cioè io obbligo a mio figlio a essere cattolico. Come testimone di Geova fa, diciamo, lo piega a suo piacere e tutto. Quindi ricordatevi che stesso Gesù, anzi chi è che si battezzò a 30 anni? Mi pare un apostolo si battezzò dopo i 30 anni, se non mi vado errato. Quindi non ci sta bisogno, devi prima credere per essere poi battezzato. Quindi questa è la cosa che dice la Bibbia, questo non lo dico io. Devi credere e poi essere battezzato. A un anno, pure un anno, un bambino che crede, ragazzi, ha la facoltà di credere a Dio, se non parla. Allora, fosse avuto una 14-15 anni e ci sta pure. Ma a 5-6 mesi, un anno, questo che capisce, ragazzi? No, perché la mamma è cattolica. Ragazzi, per favore. E questa è proprio una baggianata proprio grossa. Ma giustamente la Chiesa le leggi le fa lei. Quindi al finale, ragazzi, io ciecamente, come ho sempre detto, io credo in Dio, come si dice, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Quindi poi
per parte mia non esiste più nulla, quindi in effetti io sono cattolico, lo ripeto, non sono testimone di Geova, oppure musulmano, ebreo, oppure ortodosso, ciao Jasmine, però giustamente sì, ma perché lui, appunto, grazie, quindi lui non è che si può battezzare un bambino di 5 mesi e dire lui crede in Dio. Gabriele, io sinceramente, allora io credo nella Madonna, io credo nei santi, solo che non li prego. Partiamo da questo, io non dico che non credo nella Madonna, io l'ho sempre detto, sempre. Io credo nella Madonna, credo in Padre Pio, credo in San Giuseppe, però sono persone come noi, quindi erano persone mortali, che erano, diciamo, persone speciali di Dio. La mamma, gli altri erano servi di Dio, diciamo così, uomini di Dio, ma non vanno venerati, anche perché ce lo insegna la Bibbia, sperando che sia vero, poi, come dice, non avrai Dio all'infuori di me, quindi non puoi dare un altro Dio, io sono un Dio geloso, punirò fino alla settima generazione se... Quindi Dio in quel comandamento ti dice che non avrai Dio al di fuori di me. Non si arriva al Padre se non attraverso il Figlio. Quindi ragazzi, le parole sono facili. Se vuoi arrivare a Dio, puoi pregare solo Gesù per arrivare al Padre, ma non puoi dire alla Madonna o ai santi perché non è concesso dalla Bibbia. Che poi gli altri lo vogliono fare, mamma mia, ognuno è libero, ragazzi, però se poi vogliamo attenerci alla Bibbia, allora dobbiamo accettare anche la verità. Se poi fate come me che non credete in quello che sta scritto sulla Bibbia, allora potete anche dire no, io voglio pregare la Madonna perché attraverso la Madonna arriva al Padre. Quindi in effetti ognuno poi la interpreta a modo suo, però se vogliamo andare con la Bibbia, lui lo dice, io sono un Dio geloso, non avrai Dio all'infuori di me, lui condanna l'idolatria e condanna le immagini e le statue. In effetti non devi non farti immagini o sculture di quello che sta nei cieli quindi lui punisce anche chi ha immagini. In effetti, ragazzi, diciamo che ditemi voi, tutti quanti abbiamo Gesù disegnato, diciamo, in un quadro, un quadretto, ma il vero volto di Gesù nessuno lo sa, quindi quello non è Gesù. E la Bibbia condanna queste cose. Oppure qualcuno si sa, c'ha i santi in casa, sa Padre Pio, la statuetta di Padre Pio, oppure la statuetta della Madonna. Dio condanna questa cosa. Sì, ma in effetti la Bibbia condanna, ragazzi, le figure e le statue e tutti. In effetti le religioni, secondo me, sono un po' confuse. Qualcuno ha ragione da un lato, qualcuno ha ragione dall'altro lato. In effetti la religione ognuno se l'ha fatta a modo suo, ragazzi. Allora, anche nella Bibbia nostra cattolica c'è scritto che non bisogna fare idolatria, cosa che osservano invece gli altri che non adorano le statue e le immagini. Quindi loro in effetti su questo hanno ragione, però poi hanno torto del fatto che Dio si chiama Geova. Quindi in effetti vedete che le religioni, in effetti ogni religione tiene una sua verità e una sua bugia, quindi tutte le religioni qualcuno ha ragione su un lato e ha torto su tutto l'altro. Quindi se mettiamo insieme tutte le religioni e togliamo tutto quello che marcia, riusciamo a fare una cosa, una religione diciamo vera. In effetti si sa benissimo ragazzi che le immagini, le statuette sono state fatte per fare soldi, ragazzi. Non prendiamoci in giro. Ecco, vai a San Giro, che ne so, vai a Madonna di Fatima, ti prendi la Madonna di statua, ti prendi il rosario, ti prendi quelli, spendi 50, 60 euro, 100 euro e vai a casa. E ti porti oggetti che tu preghi, un oggetto che Dio stesso ti dice così.
Ma guarda, in effetti, ma grazie, ma Dio qualcuno l'ha mai visto? Cioè noi abbiamo qualcuno c'ha in camera da letto oppure nel salone l'immagine di Dio, lo sa, un uomo con la barba, ma noi non sappiamo Dio com'è. Quindi quella è idolatria, perché noi stiamo facendo, pregando una cosa che non sappiamo che cos'è. Quindi in effetti, vedi, se metti tutte le religioni messe insieme, in effetti i musulmani hanno ragione su questo, come gli ebrei hanno ragione sul fatto che le statue e le immagini, diciamo, non vanno bene, come i cattolici hanno ragione su altre cose. Diciamo in effetti che ogni religione tiene qualche cosa che non va. Anche la nostra non va quasi nulla a noi. Hanno trovato questo papiro vecchio datato diciamo guarda, diciamo nel momento diciamo di Gesù, hanno detto no, è falso. A Nagasaki, ecco dove l'hanno scoperto, hanno detto no, no, è stato fatto il carbone fossile per vedere la datazione, era datato al tempo di Gesù. Neanche questo è bastato a dire che era vero. Hanno detto no, l'avrà scritto qualcun altro. Anche se risulta dell'epoca quella lì, loro hanno trovato il metodo per dire sì, sì, prima o poi qualche cosa si saprà, però per farti capire, no? Siccome loro, questo Vangelo apocrifo era troppo pesante, condannava la Chiesa, hanno fatto fare il carbonio per vedere a che epoca risaliva. Risaliva a quell'epoca lì. Allora subito hanno trovato il metodo, ha detto vabbè, l'avrà scritto qualcuno dell'epoca, ma non Giovanni il Battista. Quindi subito hanno trovato la parola esatta. Quindi, in effetti i Vangeli hanno detto, li hanno scelti loro, in effetti. Su tanti Vangeli, solo questi qua sono quelli là giusti, quelli che convenivano a loro. Gli altri tutti apocrifi, cioè sono tutti falsi. Ha detto no, questi non sono buoni. Quindi ragazzi, penso che più di questo non si possa dire. Quindi a volte quando qualcuno dice la Chiesa, io dico una sola cosa ragazzi, voi credete in Dio, credete in Gesù, pregateli a casa vostra, in mezzo alla strada, dove volete, perché non ci sta bisogno di un'istituzione, di nessun parete o papa per fare un discorso con Dio. Lo possiamo fare anche qua sul cellulare, io e voi, un discorso su Dio, non ho bisogno di andare in messa, non ho bisogno di istituzione fra me e Dio, perché Dio è dappertutto. Ad esempio, bravo Gabriele, mi hai fatto venire a mente un'altra cosa, perché poi sono tante le cose che so, però a volte mi dimentico perché sono tante le cose che la confessione come regola non andava fatta e non va fatta. Cioè tu non puoi confessare i tuoi peccati al prete, li devi dire a Dio direttamente. Cioè, in effetti, questa legge è stata cambiata nel 1200, ma prima di allora, ragazzi, la confessione era una cosa stretta tra te e Dio. I tuoi peccati li dicevi a Dio. Non andavi dal prete a confessare i tuoi peccati. Quindi è una cosa che hanno messo successivamente. Quindi come vedete ragazzi, le cose sono cambiate coi secoli, coi secoli e coi secoli. Quindi in effetti anche questo che ha detto Gabriele è verissimo. La confessione come regola dalla vera chiesa di tanti secoli fa, prima del 1200 qua si parla, non andava fatta al prete, ma bisognava, diciamo, confidarsi con Dio, anche perché Dio legge i tuoi pensieri, quindi non ci sta bisogno che io dico qualche cosa perché Dio già lo sa. Perciò Dio è onnisciente, Dio già sa che io cosa penserò, come sa che io sa come la penso, no? Dico Dio, io oggi voglio pregarti, domani no. Perché
come dice anche nel Vangelo apocrifo, dice Gesù, non pregarmi tutti i giorni e vieni a pregarmi se non hai voglia, perché io lo so, ciò che tu lo sai, io lo so. Quindi Gesù esorta, quando lo vuoi, lo devi desiderare veramente. Quindi se a me oggi non mi va di pregare Dio, io a volte lo faccio, ragazzi, certe volte dico Dio, oggi non mi va di pregarti perché ti pregherei, ma lo farei giusto per prenderti in giro e a me sta cosa non mi va. Quindi io voglio pregare Dio quando veramente mi sento in vena di farlo. Ma se adesso io voglio pregare Dio in questo momento e non ne ho voglia, Dio lo sa. Cioè, no, allora non voglio andare in paradiso. Oh, vabbè, faccio tutti i giorni Padre nostro, che se ne Ave Maria, Padre nostro, gloria al Padre, perché così io andrò in paradiso, no? Se a me oggi non mi va, non mi va. Perché Dio lo sa che lo faccio apposta solo perché credo che poi un giorno andrò in paradiso perché sono stato uno che è andato in chiesa tutti i giorni. Però ragazzi, quante persone vanno in chiesa per abitudine? Non vanno perché sentono il desiderio di andare da Dio. E Dio lo sa, quindi non è che ci sta bisogno. Quindi io quando dico Dio oggi non ho pregato è perché non volevo, non me la sentivo. È inutile che io oggi mi vado in chiesa e non ne ho voglia. Dio lo sa. Dice questo è andato tanto per andarmi là. È come se lo prendo in giro. Quindi uno deve pregare quando si sente di farlo. E lui nel Vangelo apocrifo lo dice. Quando non avete voglia di pregare il mio Padre a me, non lo fate. Perché tutto ciò che non è rivelato a me è rilevato. Cioè lui lo sa. Quindi questo Vangelo apocrifo che è stato condannato dalla Chiesa, in effetti dice tante piccole verità, ragazzi. Dice inutile che vieni oggi in chiesa se non tieni voglia, che ci viene a fare? Lo vieni solo per pulirti la coscienza, ma la coscienza di che? Io so che tu non volevi venire. E ha ragione. Quindi che penso che questo Vangelo sia più valido di tutti gli altri. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata. Da una cosa andiamo sempre a finire un'altra, si va a finire o di religione o di mangiare. Meno male, oggi non abbiamo terminato col mangiare perlomeno. Quindi abbiamo parlato di notizie di vario genere. Beh ragazzi, vi saluto a tutti, ciao Stefania, ciao Grazia. Quindi ci sentiamo al prossimo video ragazzi. Ciao a tutti e buon appetito a tutti, anche perché tra un poco diciamo, eh sì, è un Dio geloso, sì. Lui non vuole che si prega, diciamo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Quindi la parola è chiara. Ciao ragazzi.